Bene raga, ciao a tutti da Cubendone Veneziano, siamo su FIFA 18 Ultimate Team. Allora raga, che dire, in Squad Battle siamo messi benino, diciamo siamo fuori classe 3 e questa volta potrei provare anche fuori classe 2. Foot Champion arriva in semifinale del torneo di qualificazioni e sempre succede qualcosa. O mi si ritira la squadra, mi crasha il gioco, o perdo. Allora, io sono una pippa e lo so, basta vedere il ratio, pazienza. Però ho detto, almeno voglio provare a fare una Foot Champion per vedere, una Weekend League per vedere, insomma, dove arrivo, se riesco a fare almeno un 20-40, visto che ho un ratio circa di 0,50, magari un 20 potrei anche tentarlo. E niente, allora ho detto a sto punto, visto che in divisione 1 è la possibilità di qualificarti, se ci arrivi, proviamo a fare divisioni, fermo in divisione 3. Ed è un po' che la faccio, adesso vediamo ragazzi insieme a voi di riuscire a portare a casa il risultato in questo Road to Glory per la divisione, per la Weekend League. Dai ragazzi, insieme supportate un Cumendiano che è un po' una pippa da quando c'è la difesa tattica e le script, però insomma io ci provo. Questa è la rosa ragazzi, molto buona, che se con le cessioni di Courtois, Chiellini, Sandro e Nainggolan e il cambio da Jesus If a Jesus normale, che però tra Jesus normale e Jesus If non cambia assolutamente niente, ve lo assicuro, sono due micidiali bomber tutti e due. Ho fatto i soldi necessari per riprendermi Sheva e avere comunque una squadra, beh, una buona squadra. Diciamo che Ederson non è male, mi trovo meglio con Ederson per esempio che con De Gea che mi fa cagare a me personalmente. Courtois è buono, però intanto vado così. La squadra non è male, come panchinari osti qua, insomma Vardy è micidiale, e niente, proviamo. Prima partita della divisione 3. Ok raga, vediamo cosa combina questa prima partita, speriamo che non sia una squadra troppo forte. Non siamo già sfiga il primo turno. Abbiamo una Premier League non male, non male, con il buggatone Jesus e il buggatone Vardy, Ericsson come il mio, Bakayoko come il mio, Martial, Azpilicueta, Belli, Walker, e non l'ho visto a sinistra, non ricordo più. Dai raga, tutti insieme, vediamo se portate fortuna almeno voi. Vai Fiori. Vediamo cosa combiniamo. Avverto che il Cume per tutti quelli pro, quelli forti è un po' una pippetta. Attenzione che Kof glitch subito. No. Vai Belli, bagattone Belli. Il mio è il trio magico comunque. Sheva, Jesus e De Bruyne sono veramente micidiali. Il resto buona squadra, ma quei tre là sono il fulcro di tutto ragazzi, fanno tutto loro. Attenzione. Anche voi se avete da consigliarmi qualcosa, consigliate, assolutamente. Che ho bisogno di consigli perché voglio arrivare in sta cazzo di Weekend League, porca miseria. La squadra c'è, ma forse il Cume no, ma non capisco perché bloccarmi così, cioè... Jesus! Gabriele fuori! Gabriele la butta fuori. Sheva, l'usignolo di Kiev. Vento di passioni Sheva. Unico idolo del Cume. Vai raga, vai. Valencia. Kanté. Kevinone De Bruyne. Gabrielino, bravo Gabrielino. Jesus fuori. Sto tirando di cacca. Questa è la fottutissima realtà. Hector Bayeri. Dai raga. Vai Kevinone raga. Ad Eriksen, ho provato sia l'Hero che l'If, mi trovo meglio con quello normale, so che è pazzesco ma è incredibile, a parte adesso. Cagatissima del Cume, non paghiamola, non paghiamola. Molto bene. Bravo Kolasinac, è molto forte Kolasinac, Alexandre è più forte ma Kolasinac è molto potente, usa bene il fisico, non male Beppe, vai. Vai Gabrielino, vai Gabrielotto, vai Gabrielotto. Involati Gabriel, fintona di Gabriel. Kevin, Kanté non ha un tiro stupendo, ma proviamo, vedete gol di Kanté! 1-0, Real Venezia. Mamma mia come l'ho messa con Kanté, incredibile. Incredibile Kanté, che insomma non era uno che fa tanti gol. Shevchenko. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Jesus sbaglia ma recupera Kevinone. Fallo, non fischiato. Eriksen. Vardy. Buono, madonna, Belli è micidiale, Belli vede Shevchenko. Shevchenko non può fallire. Boom! Handry! Shevchenko 2-0. Ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Recupera palla. Bene. Vai Eriksen. Eriksen no, Cume, porca zoccoletta. Willian.
Gabriel Jesus. Tardi. Bravissimo Belli. Dopo un buon intervento. Per il Bacca. Recupera Vai Sheva, vai Sheva, vai Sheva, vai Sheva. Gol della merda, no. Eriksen. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Guadagna metri verso l'area. Occhio, c'è Martial. Occhio il francesino, attenzione, bravissimi, buttiamola via. Bravo Jesus, va bene, va bene, va bene. Roba nostra, purtroppo no. Aia, gol gol. 2-1, 2-1, la mignotta. Sempre a fine primo tempo. Mi spaventa perché tante volte finco 2-0 e poi perdo 3-2. Succede spesso, almeno a me succede spesso purtroppo. Sarà il bug del Kuma, il bug del 2-0. Bravo Kanté. Vai Gabriele, 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 Gabriele! 3-1 ma calma. 3-1 ma calma. Con la maglia Movember. Manca ancora troppo per poter dire che hai vinto. Su FIFA finché non sei 102-1 non puoi stare tranquillo. Ha potuto colpire a botta sicura e non ha lasciato scampo al portiere. Sheva. Occhio a Shevchenko. Shevchenko lancia Jesus. Pazzesco però. Io la versione IF di Jesus l'avevo pagata 300, l'ho rivenduta quasi a 400. La versione normale è uguale a quella IF. Cioè, pazzesco. Io Jesus è sempre forte. Ai ai ai, brutto, brutto, brutto. Gol, prendo, incredibile. Bravo Kolasinac, ma ancora Martial, vaffancuore. Interrompe bene l'azione. Bravissimo Eriksen, recupera anche molti palloni Eriksen. Il Bacca vede Sheva. Shevchenko! 4-2, calma però, calma. È ancora presto però per cantare vittoria. Dobbiamo stare calmi raga. Non facile per quanto si è visto finora. Manca ancora troppo. Eriksen. No, eccolo qua subito. Che recupero di De Bruyne. Grande De Bruyne. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Occhio. Occhio. Eccolo qua. Mamma mia, grande Ederson. Ha dimostrato senso della posizione e riflessi fuori al comune. Vendri, perché c'è un bel buco. Sheva prova a cambiare tutto per Jesus. Forse è giusta, è giusta. Ti prego Jesus, chiudila, chiudila. No, come me l'ha presa Courtois. Come me l'ha presa Courtois. Non ci credo Mustafi. Era gol, Pier. Ma non so come. Ah, Dio mio. Vedi, prendo sul 4-0 tranquillo, mi stai prendendo sempre gol. Cristo santo. Guadagna metri verso l'area. Vai De Bruyne. De Bruyne, Valencia, Valenzione. Valenzione, chiudimela! Valencia! È un gol che mette il punto esclamativo alla loro partita. Beh, primi 3 punti importanti, però chiaramente manca ancora troppo per dire c'è la possibilità di una promozione. Non pretendo il titolo, almeno la promozione, cosa che nelle 2 stagioni precedenti non mi è successa. Vinciamo, ottimo. Madonna, una squadra praticamente uguale, un'altra Premier praticamente identica, pazzesco, veramente c'è molta fantasia nel fare le squadre. Molto molto bene. Intanto qua sto guardando Napoli-Juve, 1-0 Juve. Vai! Tutto pronto, si parte. Vai ragazzi, è importante chiudere il primo video con 6 punticini su 6. Però non è mai successo in Divisione 3, praticamente le 3 volte che ho fatto la divisione. È chiaro l'intento dell'allenatore di sfondare per vie centrali piuttosto che affidarsi al gioco sulle fasce. Vai Gesù. Vai Gesù, bravissimo. Kanté, autore di un gol strepitoso nella prima partita. Gabriel Jesus cerca il sostegno dei compagni. Potete fare per me, perché se riesco a fare una cazzo di Weekend League la vorrei fare in live. Questo sarebbe il mio obiettivo. Sarebbe farla insieme a voi in live, come si suol dire, e vedere quanto riesco a fare. Però se non ci arrivo, se non mi qualifico. Vinaldum. Guadagna metri. Occhio.
Occhio. Fuori. Una palla gol nitida, sprecata per portarsi in vantaggio. Sarebbe stato importante trovare il gol. Vai, una bella spizzata, nulla da fare. Non siamo partiti benissimo. Presto per fare calcoli. Salah, eccolo qua, Jesus 1-0, lo sapevo. Grande Ederson, mamma mia. Mi ha salvato il culo. Riconquista palla, intercettato. Ederson è un portiere molto economico, ma a me piace. Qualità-prezzo, perfetta. Herrera. Inizio non facile. Inizio non facile. Gabriel Jesus. Bene, qui Porca difensore, miseria. di passaggio, ha riconquistato palla. Gabriel Jesus. Bravo Valencia. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Ma guarda, Vardio. Vai Baca, il Baca. Si invola il Baca. Piedi duri ma cuore e polmoni d'acciaio. Oh. Ferma l'azione, recupera il Vai Andri. sulla traiettoria. Bravissimo per Kolasinac, ci prova Kolasinac, madonna! Dice di no. Cosa mi ha preso? Ci aspetta il calcio d'angolo. Occhio all'angolo di De Bruyne. Cosa mi ha preso? Faccio difficoltà. Kevin De Bruyne. Troppo frenetico, ho sbagliato io. Wijnaldum. Martial. Occhio. Occasione per passare in vantaggio. Ci sta, gol. In vantaggio con un gol che era... Dai, fioi, dai. Gabriel Jesus. Niente. Occhio al suo movimento. Se lo beve. Occhio. La giocata di Herrera. Bravo, bello recupero. Vai Ederson, bravo, dai piano pianino andiamo. Jesus. De Bruyne, vede come sempre Shevchenko l'asse, De Bruyne sceva, gol! Il pallone finisce in gol. De Bruyne sceva, me la metti in mezzo troppo sul portiere, attenzione cosa fa? No, merda. Aia, gol. Colpisce la traversa, non è... Prova la volta. Gol. Centra in pieno il difensore. Gabriel Jesus. Qualcuno ci vuole bene. Ha evitato problemi mandando il pallone in corner. La tocca per il compagno. Qualcuno ci vuole bene, raga, qualcuno ci vuole bene. Gabriel Jesus. Attenzione Andrei, vai la beffa, vai il beffone, Shevchenko! Il tema tattico del match, vedremo se troveranno spazio. 2-1, non bene Sheva. Interrompe bene l'azione. Che ci ha fatto lo Sheva, l'ho preso una volta, l'ho rivenduto. L'ho rivenduto e l'ho ripreso per fare il guadagno possibile. Adesso, se lo vendessi adesso ci guadagnerei 400k. Grande Ederson. Qualità-prezzo Ederson. Piovono madonne. Ha compiuto un vero e proprio miracolo. Sì, piovono madonne. Herrera. Saranno 2 minuti di recupero come indica il quarto uomo. Azione interrotta. Buono. Dai Gesù. No, peccato. Ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Buono. Herrera. Ci sono metri a disposizione. Attenti. Bravo, vai Baca. Perfetto, vai Sheva. Vai Gabriele, questo è pesante, Gabriele! No! Un intervento davvero No, Gabriele, perché sei mangiato? Mustafi. Ancora. Speriamo di non pagarla, ma si è mangiato qualcosa di brutto. La mette dentro De Bruyne. Porca miseria, Gabriele. No, eccola qua. Non è finita. Occhio a Gabriel Jesus. Pagata subito. Di nuovo in parità. Eccoli qua. Grande intervento. Bravissimo, non ho visto chi, ma bravissimo. Il Baca. 4 minuti alla fine. C'è campo per la ripartenza. Vai Jesus. Jesus non è in forma in sta partita. Fallo, vabbè. Allora, entra Jesus. Esce Vardy. Mettiamo Fernandinho per Eriksen. E proviamo così, è stanco anche De Bruyne. Proviamo così, proviamo a mettere Werner, diciamo trequartista un po' inventata, però Sheva non ci posso rinunciare a questo Sheva.
Non è che sbaglia, purtroppo no, 88esimo. È finita però ormai. Cerchiamo di non prenderlo adesso. Non si accontentano del pareggio, adesso vogliono vincere la partita. Bravi ragazzi. No, così? No, così. Grande Mustafi. Secondi da giocare. Vardy. Hanno metri a disposizione. Tocco verticale. Dai Sheva, dai. Stanchissimo. Doveva arrivare a Vardy, cazzus. Vai Bakayoko. All'ultimo respiro è più bello vincere alla fine con il Baka. Il Baka. Il Baka fa la stronzata. Il Kume altro che il Baka. Va bene, dai. 4 punti in 2 partite ragazzi. Sento già il vostro supporto. Non male, dai 4 punti in 2 partite è un buon inizio. 8 tiri a 6, 12 a 8. In realtà ha fatto un po' più tiri lui. Più possesso per il Cume. Alla fine è giusto il pareggio dopo 2 partite. La proiezione mi dà 0 punti. Boh. Comunque insomma la quota di 18 punti non è impossibile. Tutti insieme proviamo il sogno, divisione in 2 per poi andare nell'1, per poi fare la Weekend League in diretta e divertirci insieme e smadonnare insieme soprattutto. Ciao!